L'idea di scrivere questo libro è nata dal desiderio di celebrare il 50° anniversario della traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture. Pubblicata per la prima volta in inglese nel 1950, ha oggi raggiunto una tiratura di oltre 130 milioni di copie in più di 50 lingue. Diversi studiosi che l'hanno analizzata con serietà e obiettività hanno espresso sincero apprezzamento per la sua accuratezza e fedeltà alle lingue originali. Allo stesso tempo, però, diversi critici della cristianità, animati da pregiudizio, l'hanno duramente attaccata per certe scelte traduttive non convenzionali. Questo libro è utile per entrambe le categorie, sia coloro che hanno esaltato le qualità della traduzione del Nuovo Mondo, sia coloro che l'hanno esecrata. Gli autori di quest'opera hanno sottoposto la suddetta traduzione ad una accurata analisi filologica e linguistica, facendone emergere i pregi e la stretta aderenza ai testi ebraico e greco. Con competenza e scrupolosità hanno analizzato gli aspetti più controversi, mettendo a nudo la scarsa obiettività e i preconcetti che stanno alla base della maggior parte delle critiche rivolte alla traduzione del Nuovo Mondo. In particolare, l'analisi si è incentrata su quei passi biblici che hanno notevole rilevanza teologica. Vengono infatti prese in considerazione importanti dottrine, quali la Trinità, l'immortalità dell'anima e l'inferno di fuoco, per valutare la loro aderenza biblica e quanto queste credenze influiscano sulle scelte traduttive adottate in altre versioni bibliche. Inoltre, dotte considerazioni sulla cristologia, sulla parusia di Cristo e sull'escatologia e sul significato e l'uso del nome di Dio rendono ancora più prezioso questo testo. Costa 15 euro, potete richiederla al numero di telefono 095 820 64 50 oppure scrivere a Centro Studi Storico-Sociali Siciliani, casella postale 120/115 95 030 Gravina di Catania.